Perché l'associazione dei centri di diving della Costa Brava e perché Genins? Un po' per la stessa linea di quello che vi ho detto prima rispetto all'associazione delle Isole Canarie. Fondamentalmente il come le aziende cominciano a lavorare assieme, fanno rete eccetera per ottenere dei lavori, diciamo dei benefici collettivi come sistema. Ok? Genís, com vulguis. Buongiorno, grazie per l'invito. Mi spiace non essere alla Sardegna, però pure per lavoro domani devo partire verso l'Inghilterra. Dunque inizio la mia intervenzione. Io sono il presidente dell'Associazione dei Diving della Costa Brava. Giuseppe, posso passare il primo foglio? Dunque, è un'associazione che l'anno prossimo farà 30 anni, che stiamo lavorando insieme. In questo momento siamo 35 diving. Siamo tra il confine con la Francia e Barcellona, la zona turistica che si chiama la Costa Brava, e abbiamo diverse linee di lavoro per i nostri soci. Passo il seguente. Sì. Dunque, la nostra associazione, come diceva, è dell'anno 1989 e siamo come associazione della Costa Brava e anche associazione catalana. Dunque, la regione turistica la Costa Brava, in più abbiamo un'associazione più grossa dell'ambito della comunità autonoma della Catalogna. E in questi 35 centri adesso questo anno abbiamo un stipendio per tutte le attività di circa 90.000 euro e abbiamo una persona che si occupa professionalmente della nostra associazione tra 2 o 3 ore al giorno, ogni giorno, sta tutto l'anno lavorando per fare le attività. Dunque noi abbiamo 3 grandi linee di lavoro. Una parte è l'azione associativa puramente per lo sviluppo della nostra associazione, dopo un'altra è la formazione per i nostri soci e i lavoratori di tutti i diving center e l'altra è l'attività di marketing e la commercializzazione che facciamo insieme. Dunque, per il che fa alla parte associativa, noi facciamo la difesa del nostro settore fronte all'amministrazione pubblica, quelle che hanno qualche cosa a dire per regolare le nostre attività, siano il Comune, sia il Governo Autonomo della Catalogna, sia il Governo di Spagna, sia la Capitaneria del Porto. Dopo facciamo tante azioni per la migliore della qualità e queste sono le cose che dobbiamo fare sempre le cose meglio che lo stiamo facendo, dunque questo è rinnovare le idee e dopo lavoriamo per fare i conveni settoriali che possono incidere le attività che facciamo noi, sia di lavoro, sia di autorizzazione, sia di assicurazione, eccetera. Dunque, per il che fa alla rappresentazione e difesa del settore fronte alle amministrazioni pubbliche, abbiamo come normativa che forse dei compressori per la ricarica delle bombole, dunque ci sono 9 norme, dobbiamo stare attenti per se qualche cosa che non ci piace poter fare le reclamazioni. Dunque per la benzina che abbiamo bonificata per le nostre barche, le 9 norme che ci sono della Unione Europea, sia la sicurezza per le barche. Dunque tutte queste cose che dobbiamo fare. Dopo facciamo anche come azione associativa collaborare con il governo autonomo per poter avere fondi europei. Qui in Spagna non ci sono soldi, l'unico soldi che c'è è quello che arriva dall'Europa, dunque progetto Blaucat, progetto CAP, sono fondi del FEDER che arrivano e stasera sono io che fa la fressa o no? Espera, estem mirant d'arreglar? Ok? Sì? Vinga. Dunque, stiamo ancora qui, azioni per la migliore della qualità. Dunque, come diceva, facciamo l'unico posto che ci sono fondi europei, dunque facciamo diverse cose con il governo della Catalogna per avere questi soldi che arrivano dall'Europa tramite il FEDER. Altri convegni che facciamo sono con le assicurazioni.
noi abbiamo tutti i diving la stessa polizza di assicurazione, dunque negoziamo ogni anno con le diverse ditte di assicurazione per quella che ci fa migliore prezzo, condizione, coperto per i clienti e per i nostri lavoratori. Dunque, dopo lavoriamo tanto con il patronato del turismo e l'ente del turismo della Costa Brava per diverse azioni che un po' più avanti le dirò, e dopo facciamo tanta formazione per tutti i nostri impiegati per avere il brevetto di marinaio, quello che è il capitano del barco, per il personale amministrativo che è in ufficio, per parlare altre lingue. Facciamo tanti corsi tramite l'autunno e l'inverno, così la gente può essere al giorno. Per fare la formazione dove abbiamo la nostra associazione, abbiamo omologato le nostre aule di corsi, abbiamo un programma annuale di corsi per i corsi ufficiali, così li possiamo fare noi. E dopo facciamo tante formazioni nel marketing per i nostri soci, per creare, assaggiarli e spiegarli come devono fare per creare un prodotto turistico, perché noi non facciamo solo l'attività della subacquea. Gli ultimi anni forse l'attività della subacquea nel giro delle nostre ditte può essere il 60%, però l'altro 40% è lo snorkeling, battesimo, corsi e altre attività che stiamo facendo. Dunque è per questo che abbiamo fatto 2 volte un corso di creare prodotto turistico, di gente che hanno kayak de mar o di gente che viene che vuole andare a piedi, altre attività in più della subacquea, perché il scorso il negozio della subacquea è sceso perché i clienti sono più anziani, possiamo dire, e fanno meno immersione. Dunque per tornare a avere nuova gente alla subacquea facciamo differenti attività. Per questo facciamo anche tanti seminari per sapere dove va il mercato. Dunque l'anno scorso abbiamo invitato una personalità della federazione francese della subacquea, come è Alain Delmas, che è il capo giuridico, e lui sa come funziona il suo mercato. Anche l'abbiamo fatto con l'Inghilterra e tramite l'organizzazione della PADI e dell'SSI. Dopo facciamo anche tanti corsi online per il Facebook, come deve essere il sito web di ogni diving e altre cose che facciamo. È per questo che abbiamo dall'attività del marketing e la comunicazione, abbiamo il nostro sito web che si chiama submarinismocostabrava.com e facciamo altre attività della marketing, come andare in fiere. Giustamente domani partiamo alla fiera del Birmingham Dive Show per il mercato inglese, press trip, fan trip e pubblicazioni diverse che le farò vedere. E facciamo anche noi altri dépliant per presentare la nostra attività a nuovi pubblici che non sono solo subacquei. Dunque, quello che le dicevo, abbiamo sul nostro sito internet submarinismocostabrava.com in 4 lingue, e vedere qui avevo fatto solo questa cosa che si vede, sono immersione, battesimi, snorkeling, apnea, corsi, immersione raccomandata e il diving center. Dunque facciamo tante cose per assaggiare ad arrivare a subacquei e non subacquei che vogliono scoprire questo mondo. Come mai? Qui potete vedere un po' come è il nostro sito, forse questa è la parte del battesimo sulla Costa Brava e come è distribuito il nostro sito web a ogni paese che abbiamo un diving center sul destino Costa Brava. Qui solo per avere un'idea di come funziona il nostro sito, dell'ultimo anno del 22 ottobre del 2017 al 21 ottobre del 2018 abbiamo avuto 29.644 visite, e queste visite tanta gente dopo ci invia un'email per avere l'informazione. Qui avete le cifre del nostro sito, abbiamo avuto 1.201 persone che ci hanno inviato tra il nostro sito e internet un'email
per chiedere per fare un battesimo, un corso, immersione, e questa persona che abbiamo lavorando con noi dunque invia convenientemente quello che vuole i clienti a ogni diving center, si vuole andare a un posto concreto o una cosa in generale. Dunque siamo tanto contenti per avere questo sito internet e veramente ci funziona. Dopo facciamo tanto lavoro con l'ente della promozione del turismo della Costa Brava. Il nostro ente di promozione turistica della Costa Brava siamo organizzato per club di marketing, si chiamano, dunque noi la subacquea e con il club che si chiama de Natura Activa, sono le ditte che fanno le attività in parco naturale, attività di crociera, l'attività del diving, quello che va nella bicicletta, dunque abbiamo tutte queste attività che sono insieme. Come mai paghiamo una quota annuale per fare le attività e noi andiamo al 50% con l'ente del turismo. Ogni euro che noi mettiamo nel stipendio, nel presupposto dell'anno, l'ente pubblico ci mette un altro euro, dunque andiamo al 50% per fare le attività. Facciamo tante attività per i nostri socios per l'attività subacquea e abbiamo due mercati preferenti che sono il francese e l'inglese. Questi sono i due nostri principali mercati dei clienti. E qui vedete quello che le diceva delle attività che facciamo. Questo che abbiamo andato questo anno in due fiere, come era il Salone della Plongée a Parigi, questo era a gennaio passato, di nuovo ritorniamo questo gennaio, e questo weekend siamo al Dive Show in Birmingham in Inghilterra. Dopo altre azioni che facciamo, tanto per la pubblicità, questo abbiamo organizzato un press trip con la PADI. Con la PADI abbiamo trovato un collegamento con l'ente del turismo e abbiamo invitato appena 3 settimane fa le 10 scuole che spediscono più brevetti PADI in Inghilterra. Abbiamo invitato al responsabile, all'istruttore, al direttore di queste 10 ditte, queste 10 scuole, che sono venuti in un viaggio, in un farm trip di 3 giorni per scoprire la nostra destinazione, e dopo abbiamo fatto un workshop con tutti i diving center PADI qui, con le inglesi per far conoscere il nostro destino. Dopo altre attività che facciamo per la presentazione, abbiamo diversi dépliant per farci vedere. Questo è il nostro dépliant di presentazione dove c'è la nostra destinazione con la informazione di tutti i diving che hanno ognuno. Questo è tutto sul nostro sito internet. Dopo facciamo altre attività della formazione che le aveva detto all'inizio. Abbiamo un programma annuale della formazione per i laboratori che sono con noi, sia dirigenti sia collaboratori. Facciamo ogni anno questo il corso della creazione del prodotto turistico. Lavoriamo per l'omologazione dei brevetti, abbiamo tanta gente che lavora dall'estero qui, dunque questa gente che possono avere la sua omologazione per lavorare qui in Spagna. E l'ultima cosa che abbiamo fatto appena anche un mese fa è come devono fare i nostri impiegati di esplicare il briefing ai clienti, non un briefing, sino un eco-briefing per il rispetto dei fondali marini. Dunque, l'altra cosa che diceva l'associazione e la sostenibilità, tutte le attività che facciamo ogni volta in più devono avere questa componente eco guida, eco briefing, le attività per esplicare ai clienti che noi stiamo facendo delle attività sostenibili e come mai tante le facciamo su parchi naturali. Di quelle altre cose che le diceva prima, anche c'è fondi europei come il progetto Blaucat, sono le ditte che fanno le attività marine in Catalogna. Il diving center non può vivere solo del diving center, dunque è una
ditta che fa attività marine, sia quello che le diceva, lo snorkeling, battesimi, corsi, uscita per scuole che vogliono iniziare a scoprire il mare, andare al mare con la maschera, i pinne, lo snorkel, tante attività per gente che non è subacquea che si deve fare perché c'è tanta gente che vuole fare diverse cose. E dopo facciamo anche in questo discorso dell'attività sostenibile, abbiamo fatto qui un dépliant in diverse lingue per spiegare quali sono le cose che si devono proteggere. Questa è una collaborazione con la ditta Bauer che ci ha fatto quali sono i fondali più rappresentativi delle nostre coste, quali sono le cose che devono fare attenzione subacquee con le buone pratiche e la immersione responsabile. Dopo abbiamo fatto anche un altro corso, adesso appena un mese fa, del ecobriefing. Questo è un corso che abbiamo fatto, abbiamo avuto 13 corsi in 10 paesi diversi della nostra zona turistica, hanno partecipato 206 istruttori di diving. Questo è per sapere spiegare come si deve fare un briefing, però spiegando di più l'eco-briefing. Queste sono cose che stiamo lavorando noi. Altre cose che stiamo facendo, adesso per avere un riconoscimento della società, noi abbiamo diving center che fa 50 anni che sono aperti e adesso stiamo assaggiando di fare un riconoscimento a questi 4-5 diving che fa 50 anni che sono aperti, per spiegare che noi non abbiamo arrivato 2 giorni fa al mercato, che stia tanti anni che stiamo lavorando, che stiamo facendo le cose bene, con un sviluppo sostenibile. Altre cose che facciamo anche per fare la pubblicità e sia in questo dépliant che abbiamo tutte le uffici di turismo della regione per dire quali sono le attività che si possono fare su in un diving center, iniziando per lo snorkeling, quello che non conosce il mare, con un battesimo, un corso e l'immersione. Tante attività che facciamo, questo abbiamo avuto qui una collaborazione di Mares SSI per fare questo dépliant per iniziare la gente a conoscere il mare. E abbiamo anche un altro dépliant di norme di sicurezza, questo con una collaborazione della nostra ditta di assicurazione, e le regole per fare l'immersione in Spagna, che c'è un dépliant in 8 lingue, così la gente che viene qui sa come si devono fare le attività e quali sono le sue obbligazioni sia del diving sia del subacqueo. E niente, questo era un po' quello che voleva dirle. Queda una foglia che questa la passaríem e una da acabamento. Questo è qua, aveva questo tempo. Ok, grazie Janice. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.